Buongiorno, ben ritrovati a Focus TG, rimarremo insieme fino alle 13:30 per raccontarvi di questa giornata, la cronaca in primo piano, ma parleremo anche di politica, torneremo sulla vicenda a Venezia delle ragazze che non si sono presentate agli orali degli esami di maturità in segno di protesta perché a loro dire il voto scritto di greco era troppo basso e sentiremo cosa ne pensa. Qual è invece l'opinione dell'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. Tutto questo davvero fra pochissimi minuti. Prima però andiamo subito a Padova perché la vedo nello schermo, la nostra Chiara Gaiani, perché oggi è il giorno dell'addio alla psicoterapeuta Vera Slepoi. Emergono intanto i primi risultati sull'autopsia, ce ne parla Chiara Gaiani insieme a Federico Cibotto. Chiara, buongiorno. Daniela, buongiorno ai telespettatori. Rintoccano le campane di mezzogiorno qui sul sagrato della Basilica del Santo. Si svolgeranno proprio qui alle 15:30 di oggi pomeriggio i funerali di Vera Slepoi, che saranno celebrati dal rettore della Basilica del Santo, padre Antonio Ramina. 70 anni, la psicologa e psicoterapeuta è scomparsa esattamente una settimana fa, venerdì 21 giugno, trovata nella sua casa nelle prime ore del mattino dalla sua assistenza priva di vita. Proprio per questo la famiglia ha dato incarico ad un legale che la difende, Massimo Munari, di presentare un esposto all'autorità giudiziaria e mercoledì sul corpo della psicologa è stata eseguita l'autopsia. I primi riscontri dell'esame che è stato fatto dal professor Raffaele De Caro, non è stato nominato un perito di parte da parte della famiglia, scusate il gioco di parole, non hanno riscontrato particolari malattie nella psicologa, che continuava una vita molto attiva nonostante avesse subito di recente un'operazione al ginocchio e anche la sera prima della tragica scomparsa aveva partecipato ad una cena del Lions in città. La famiglia però vuole cercare di capire le motivazioni di questa improvvisa scomparsa in cui comunque non ci sono, e questo è certo, coinvolgimenti di terzi, almeno per il momento. Quindi questo l'intento della famiglia. Ovviamente i primi risultati dell'autopsia sono solo parziali, i risultati completi si avranno tra 90 giorni e saranno depositati entro il 25 di settembre. Nel frattempo oggi è davvero il giorno dell'addio, presenti qui la famiglia di Vera Slepoi, probabilmente non l'anziana mamma, 101 anni, che vive a Portogruaro con la sorella. Sarà presente sicuramente il nipote carissimo a organizzare il tutto, la famiglia di una delle amiche più care di Vera Slepoi, che ha anche raccontato ai nostri microfoni il dolore per questa improvvisa scomparsa, e il ministro per le riforme, ex presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che sicuramente sarà presente qui oggi. La famiglia ha chiesto discrezione e riservo, infatti le telecamere e i fotografi non saranno ammessi all'interno della Basilica del Santo durante le esequie. Direi che da Padova, Daniela, è davvero tutto. Ringrazio per la collaborazione tecnica Federico Cibotto e restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Chiara Gaiani. Noi continuiamo e, come vi avevo annunciato, torniamo a parlare della vicenda delle ragazze che non si sono presentate agli orali in segni di protesta. Sono state promosse le 3 studentesse del liceo Foscarini di Venezia che, dopo aver ricevuto un voto basso allo scritto di greco, avevano deciso di fare sciopero all'orale di maturità. Linda Conchetto, Virginia Gonzale e Lucrezia Novello hanno ottenuto voti finali tra il 71 e il 67 centesimi. Tutti e 3 hanno rischiato la bocciatura per quella che definiscono una battaglia di principio. Hanno letto alla commissione d'esame un testo che spiegava il perché del loro silenzio al colloquio finale. L'ufficio scolastico regionale non ha mosso alcun procedimento in assenza di segnalazioni ufficiali. Diverso invece il parere dell'assessore veneto all'istruzione Elena Donazzan, che dice: questa disobbedienza va punita. Sentiamo le sue parole. Queste studentesse hanno dimostrato innanzitutto immaturità, e siccome si sta affrontando l'esame di Stato, che è l'esame principale nella vita di ciascuno, è il ricordo che noi abbiamo nel momento in cui finiamo
la vita dell'adolescenza entriamo nella vita matura, della vita adulta. È un esame che non comporta solo il fatto di avere terminato un percorso, di avere conseguito determinati raggiungimento di obiettivi, che sono quelli della didattica, ma anche di dimostrare di poter entrare, di essere a posto, degni di entrare nel mondo degli adulti. La disobbedienza è parte di questi valori? Io credo di no, soprattutto quando lo si fa contro le istituzioni. Se la disobbedienza è un valore, sarà la famiglia di quei ragazzi a pensare che questo sia un valore. Per me non lo è. Per me la disobbedienza contro le istituzioni invece è l'inizio di un percorso diverso nella vita, quello che ti porta ad essere contro le regole, contro le istituzioni, contro le leggi. Potenzialmente qualcuno quindi che nella vita penserà che si possa fare qualcosa anche di non lecito, non legale, irrispettoso e di farla franca, perché poi questo è il risultato. E allora quello che hanno fatto queste ragazze è stato per me molto grave, è un atto di disobbedienza contro le istituzioni, contro l'istituzione scuola, contro l'istituzione docenti. Poi ci lamentiamo quando vediamo comportamenti sbagliati, e quante volte mi è capitato nella mia vita da assessore regionale di dover ricevere costernate posizioni di insegnanti che mi dicevano: nemmeno più nel nostro ruolo siamo rispettati, abbiamo le contestazioni delle famiglie, che è la cosa che stupisce di più ancora dei ragazzi. E quindi io credo che questo sia stato un atto molto e profondamente sbagliato per tutto ciò che comporta. Queste ragazze troveranno nella vita anche ingiustizie o ingiustizie che loro riterranno tali, anche di non essere valutate secondo quello che loro riterranno essere il merito. Ma le strade allora saranno due: poter cambiare, voler cambiare le cose da dentro nel rispetto delle regole, o voler farle le disobbedienti. I disobbedienti oggi ne abbiamo anche troppi, qualcuno addirittura al Parlamento europeo, ma per me quello ha un altro nome. Queste dunque le parole dell'assessore Donazzan, dunque un caso questo che è diventato un caso nazionale. Sentiamo e ripercorriamo quello che è accaduto nelle ultime ore nel servizio di Filippo Fois. È stato un orale spiazzante per i professori che si sono anche abbastanza arrabbiati, e spiazzante anche penso per tutti i nostri conoscenti. La scelta di Linda e delle sue compagne di classe Lucrezia e Virginia di non rispondere alle domande dei professori all'orale dell'esame di maturità al liceo Foscarini di Venezia è diventata un caso. Una scelta di disobbedienza civile maturata dopo i pessimi voti ricevuti nella prova scritta di greco da quasi l'intera classe, dove solo 10 su 14 hanno raggiunto la sufficienza. Valutazioni ritenute ingiuste dalle 3 studentesse che hanno tutte un ottimo curriculum scolastico. Ho iniziato l'orale chiedendo della versione, inizialmente non volevano mostrarmela, poi sono stati obbligati perché era mio diritto vederla, e sostanzialmente gli errori che mi sono stati segnati non erano veri errori. Io poi sono andata all'orale con il dizionario di greco e la grammatica greca, proprio per dimostrare che effettivamente quello che avevo scritto io era corretto. Ovviamente i professori non hanno voluto vedere né la grammatica né il dizionario. Gli errori contestati nella versione dalla docente di greco, commissario esterno proveniente dal liceo Franchetti di Mestre, per come li racconta Linda, appaiono più scelte stilistiche che errori grammaticali. Linda, che sta per partire per gli Stati Uniti, dove ha vinto una borsa di studio all'università, aveva ritradotto la versione a casa assieme alla madre, laureata in greco antico, trovando un solo errore. La scelta di non sostenere l'orale costerà alle studentesse un voto di maturità molto più basso, ma da parte loro non ci sono ripensamenti. Avevo delle medie molto alte, però penso che il mio gesto sia servito a molti studenti che spero si faranno avanti in un futuro, e per far venire un po' fuori le ingiustizie che noi studenti viviamo tutti i giorni. Prima di tutto vogliamo vedere la versione, vederla con calma, e vogliono farlo anche queste mie 2 compagne che hanno fatto quest'atto con me. In un secondo tempo stiamo valutando di fare un ricorso al TAR. Polemiche insomma che non si placheranno, e una vicenda che sicuramente continuerà a far discutere questa.
E noi ora andiamo nel Trevigiano ed esattamente a Pederoba, dove 2 anni fa era stato aggredito, legato e picchiato un anziano per portargli via il portafoglio. Noi lo abbiamo incontrato perché il malvivente è stato ora individuato dai carabinieri ed arrestato. Noi siamo andati dall'anziano per farci raccontare quello che era accaduto. Vive in via Boschi tra Onigo e Pederoba in una casa isolata. 2 anni fa è stato aggredito, picchiato, legato e rapinato. Ora i carabinieri hanno identificato e arrestato il malvivente. Lui, Mario Piccoli, 73 anni, racconta quel terribile giorno quando il rapinatore lo ha avvicinato e per un intero pomeriggio ha carpito la sua fiducia fino a quando lo ha colpito. Mentre mi abbasso così, sento la botta in testa e dopo sono caduto così, no? E poi lui mi prendeva per sola, voleva legarmi, io ho cercato di resistere, ma dopo lui aveva il coltellino là che mi picchiava sulla testa col coltellino là e mi sono lasciato legare. Dove sono i soldi? Dove sono i soldi? Lo aveva intrattenuto spacciandosi per un venditore di macchine agricole, gli aveva chiesto delle informazioni stradali. Poi, dopo oltre 3 ore, il 73enne gli ha spiegato la strada invitandolo ad andarsene e così sembrava, ma lui è tornato con altre scuse, fino all'aggressione. Voleva i soldi. Io prima gli dicevo: i soldi sono in banca, io non tengo qua soldi lì. E dopo ho detto: ti do il portafoglio che c'ho, ti insegno dov'è. Allora lui mi ha accompagnato dietro, ho fatto fare il giro, perché dentro avevo sti cagnolini piccoletti qua in cucina, allora non l'ho fatto neanche entrare dalla cucina, gli ho fatto fare il giro dietro e entrare dalla porta dietro. E gli ha dato il portafoglio? E lui mi ha legato contro un palo che c'era dietro là. Nella cantina. Si è preso il portafoglio ed è fuggito lasciando l'anziano legato e ferito. Lei è riuscito a liberarsi in qualche maniera? Sono riuscito a liberarmi perché era quello spago là un po' rigido che spingendolo indietro il nodo si scioglie e in qualche maniera l'ho aperto dove ero legato. Poi sono andato in cucina, ho preso il coltello, l'ho messo dritto così e ho tagliato tipo come si fa nei film. Poi la telefonata al fratello che ogni sera andava a trovarlo, ma proprio quella volta era in ritardo, e ad un amico che ha subito allertato carabinieri e soccorsi. Sta più attento ora, ovviamente. Beh, insomma, c'ho un paio di cani qua che mi avvisano se arriva qualcuno e non faccio entrare nessuno. Se qualcuno vuole entrare mi hanno detto: fai 112 che noi arriviamo. E continuiamo ora con la cronaca, ci spostiamo nel Veneziano dove continuano i controlli da parte della Polizia Locale di Venezia sulle attività commerciali irregolari anche nelle isole. Sono state rilevate alcune irregolarità nelle modalità di esposizione della merce in 2 banchi di vendita a Burano. Gli articoli erano di fatto appesi alle tende eccedendo le dimensioni autorizzate del posteggio in violazione a quanto prescritto, e la violazione prevede una sanzione amministrativa. Mentre nel Trevigiano ed esattamente a Mogliano Veneto c'è stato un blitz da parte dei carabinieri della Polizia Locale presso lo stabile dismesso in via dei Mille Teatro ad inizio settimana di disordini che avevano visto protagonisti svariati stranieri in evidente stato di alterazione psicofisica che avevano trovato rifugio in quel sito, poi conclusosi l'operazione con l'arresto per esistenza pubblico ufficiale e lesioni proprio operato dai militari dell'Arma di un 26enne e di un 46enne di origini tunisine. Al momento sono stati rintracciati proprio sul posto e condotti in caserma dei carabinieri 2 stranieri sul cui conto ci sono in corso degli accertamenti. Verosimilmente verranno espulsi perché dovrebbero essere irregolari sul territorio nazionale. Al termine dell'operazione di polizia saranno adottate quindi in collaborazione con la proprietà dello stabile, l'amministrazione comunale moglianesi, ulteriori misure di carattere logistico finalizzate ad impedire definitivamente eventuali ulteriori intrusioni nel sito da parte di sbandati e di irregolari.
Ed ora invece andiamo a Padova per quella tragedia accaduta alla bimba di 3 anni. Sono stati resi noti i risultati sull'autopsia sul corpo della piccola camerunense morta domenica a Ponte San Nicolò dopo essere caduta da una canaletta di scolo. Sentiamo. L'autopsia eseguita nelle scorse ore dal medico legale dell'Università di Padova ha confermato l'annegamento come causa del decesso della piccola Akira, la bimba camerunense di 3 anni morta domenica pomeriggio in una canaletta di scolo a Ponte San Nicolò. Nei polmoni della bambina era presente acqua. I risultati di ulteriori analisi arriveranno invece nelle prossime settimane. All'autopsia era presente anche un medico legale di parte nominato dall'avvocato del papà della piccola che ha indagato per omicidio colposo. L'ingegnere camerunense di 39 anni è distrutto dal dolore. L'indagine con l'accusa pesante di omicidio colposo è un atto dovuto della Procura di Padova che consente di svolgere tutte le verifiche necessarie. Il dramma è avvenuto domenica 23 giugno nel tardo pomeriggio. La piccola era andata con il padre ad un ritrovo della comunità camerunense in zona industriale a Ponte San Nicolò, mentre la mamma e la sorellina più piccola erano rimaste a casa. Ci spostiamo ora invece nel Trevigiano per una problematica di cui abbiamo parlato davvero molte volte, che è quello del sovraffollamento e il supercarico di lavoro nelle carceri del Veneto. A denunciare la critica situazione è quello del carcere minorile di Treviso ed è un agente proprio della Polizia Penitenziaria che teme una rivolta. Abbiamo superato i limiti degli spazi, dormono su brande di emergenza, su materassi posti a terra. La situazione nel carcere minorile di Treviso è preoccupante, a denunciarlo un agente della Polizia Penitenziaria. Attualmente l'istituto di Santa Bona ospita 24 detenuti, superando la capienza massima di 12 posti. Questo sovraffollamento comporta gravi difficoltà nella gestione quotidiana, con il personale costretto a trovare soluzioni come l'utilizzo di brande di fortuna e materassi direttamente sul pavimento. A confermarlo sono anche i sindacati in un comunicato. Su una stanza di 3 ce ne sono ammassati 6. Un servizio igienico dove fa da servizio doccia e anche igienico, dove anche succede quello che non dovrebbe succedere. Cosa è successo ad esempio? Che un ragazzo ha dovuto aspettare chi la doccia, chi è andato in bagno e si è fatto i suoi escrementi addosso. La mancanza di spazio rende difficile l'applicazione di sanzioni disciplinari o l'isolamento per motivi sanitari. Inoltre la ridotta pianta organica del personale penitenziario e l'imprevedibilità dei servizi di traduzione aggravano ulteriormente la situazione. E noi siamo giorno per giorno, ogni giorno in emergenza totale. Già in 2 giorni è come se fatto 3 turni di fila. Noi siamo abbandonati perché nessuno ascolta le denunce e in più siamo sotto organico perenne. Il sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, Andrea Ostellari, ha annunciato che l'istituto penale per i minorenni di Treviso chiuderà entro 2 anni. Si prevede che alcuni detenuti verranno trasferiti alla nuova struttura di Rovigo che dovrebbe risolvere i problemi di sovraffollamento e spazi inadeguati. Tuttavia è importante affrontare questa situazione con urgenza per evitare eventi simili a quelli verificatisi nell'aprile del 2022, quando si accese una rivolta. I minori detenuti all'epoca erano 13. Temete una rivolta come quella che c'è stata 3 anni fa? Sì, perché è stato anche esposto tramite una lettera sindacale proprio che noi temiamo che l'aria sia quella e loro vedono che sono abbandonati, nessuno li pensa, nessuno fa qualcosa per farli stare meglio, automaticamente si rivoltano contro lo Stato. Ed ora andiamo subito a Vicenza, Festa della Finanza 2024, vediamo com'è andata l'attività dei primi 6 mesi, ce ne parla, lo vedo già sul nostro schermo, il nostro Daniele Garbin. Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno a te ai telespettatori. Confermo, siamo proprio all'interno del comando provinciale del complesso San Tommaso di Vicenza, con me il comandante provinciale, il colonnello Cosmo Virgilio. Buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, è proprio conclusa, siamo all'interno del parco, in questo momento proprio dietro, questo è un complesso molto bello che viene anche aperto al pubblico, per cui è anche un prestigio festeggiare qui questi 250 anni, che comunque è stata l'occasione, vero comandante, di fare il punto. Abbiamo un dato fra tutti dall'inizio dell'anno, in 5 mesi 6.000 interventi ispettivi, sono tanti.
Sì, sono tanti, a questi si affiancano delle attività di controlli economico del territorio molto serrate, più di 2.500 equipaggi, a cui si aggiungono 2.400 che hanno fatto attività di contrasto ai traffici illeciti. Voglio ricordare anche le attività a contrasto delle frodi fiscali, con più di 1.600 milioni di fatture false scoperte. Tutto questo, non mi stancherò mai di ricordarlo, a difesa di migliaia di imprese, cittadini, lavoratori, commercianti, artigiani onesti che rispettano le regole, che fanno ricchezza in modo sano, che fanno crescere questo territorio e fanno crescere nel benessere tante famiglie. Noi a fianco di questi soggetti siamo presenti. Ecco, comandante, la vostra attività è anche un po' difficile, l'ha ricordato anche lei, anche dal punto di vista della comunicazione. A volte vi trovate in posizioni che è difficile anche raccontare. Comunque voi avete accertato 101 evasori totali e 1.800 lavoratori in nero. Sì, nei confronti soprattutto dei 100 e passa evasori totali che hanno evaso decine di milioni di euro, che non hanno versato un euro di contributo a fronte di guadagni percepiti. Ecco, questi soggetti non soltanto creano un danno al gettito dell'erario, ma soprattutto creano un danno e io direi anche un insulto, un oltraggio invece a quelle tantissime persone, imprenditori onesti che versano le imposte correttamente, che fanno crescere questo territorio. Ecco, noi non ci stancheremo mai di difendere queste persone che creano una ricchezza sana che serve al territorio e serve al paese. Senta, dal punto di vista della criminalità organizzata, ecco, Vicenza, anche questo è un altro punto qualificante. Qual è? Voi avete anche il polso della situazione, perché anche il riciclaggio, no, è un'attività. Ma noi abbiamo una guardia sempre molto alta, con delle attività investigative soprattutto delegate dalla direzione del Stato antimafia di Venezia. Le infiltrazioni, le interferenze criminali nell'economia legale sono un aspetto delicatissimo. Noi dobbiamo consentire a questo territorio di crescere in modo sano nel rispetto delle regole di libero mercato e libera concorrenza, quindi qualsiasi tipo di interferenza esterna sarà contrastato. Spesso le indagini sono serrate, silenziose e lunghe, ma noi non ci sottraiamo a questo impegno. Ecco, rispetto alla media nazionale, come si pone Vicenza rispetto alla vostra attività? Sicuramente Vicenza gode di una situazione privilegiata rispetto a tanti territori, soprattutto del sud Italia. Questo non ci deve far abbassare la guardia, anzi dobbiamo tutti insieme fare in modo che questa condizione sia mantenuta e che queste opportunità di lavoro vengano tutelate e confermate. Ecco, noi su questo, ripeto, saremo sempre presenti e attenti. Ecco, Daniele, prima di concludere, comunque il comandante alla termine, oltre alle premiere, gli incomi ai vostri ufficiali, insomma, che si sono distinti, ha ricordato l'impegno durante l'alluvione qui a Vicenza. Insomma, l'elicottero della Guardia di Finanza ha fatto veramente del servizio incredibile proprio per il comune, per la provincia, proprio per monitorare, e oltretutto le operazioni anche antisciacallaggio, ricordiamo. Ecco, questo è importante. Sì, durante l'alluvione del 28 di febbraio e del 16 maggio, tra l'altro, mentre anche questo complesso era completamente sotto 60 cm di acqua e fango, le nostre pattuglie, anche i nostri due equipaggi aerei della stazione di Venezia, la Volpe 510 e Volpe 513, hanno effettuato decine di sorvoli, imbarcando sindaci, tecnici comunali, funzionari della protezione civile. Questo ha consentito di monitorare dall'alto situazioni difficili e consentire di intervenire meglio a terra. E a terra avevamo decine di pattuglie impegnate a fianco delle altre forze di polizia in attività di ausilio alla viabilità, antisciacallaggio, controllo del territorio. È un impegno che ci ha sicuramente visto in prima linea, ma del quale siamo veramente contenti. Grazie, allora intanto le facciamo in bocca al lupo, l'augurio ai suoi collaboratori. E Daniela, con questo è tutto da Vicenza, restituisco la linea. Grazie davvero a Daniele Grabin, grazie ovviamente al suo ospite. Noi andiamo a Verona per una notizia positiva. C'è stato un arresto purtroppo cardiaco in piscina del piccolo Aia, ma è stato salvato da due poliziotti fuori servizio. Il piccolo si chiama Ayan Paola, ha 6 anni, è stato tratto in salvo da due poliziotti delle volanti della questura di Verona che erano liberi dal servizio, si sono trovati al posto giusto nel momento giusto ed hanno evitato una tragedia. 2 agenti erano a bordo piscina quando hanno sentito le urla di alcuni bagnanti che si erano accalcati sulla sponda opposta chiedendo disperatamente aiuto. Appena hanno visto da lontano il bambino tra le braccia di un gruppo di persone, hanno capito che non c'era tempo da perdere, si sono precipitati nel punto esatto in cui si trovavano e dopo essersi qualificati come appartenenti alla Polizia di Stato, con sangue freddo hanno preso in mano la situazione e sono riusciti a salvare il piccolo. Insomma, una notizia positiva e un ringraziamento ovviamente agli agenti che sono intervenuti.
Noi andiamo avanti, purtroppo torniamo a parlare di una tragedia che ha davvero scosso l'intera comunità, ma non solo locale, l'intero Veneto, quello del femminicidio di Giada Zanola. Arrivano i primi risultati degli esami tossicologici svolti durante l'autopsia sul corpo della giovane mamma, trovate traccia di ansiolitici. Stordita con le benzodiazepine, caricata in auto incosciente, posata sul primo gradone del cavalcavia di Via Prati e poi lanciata sulle auto in transito lungo la A4 nel cuore della notte del 29 maggio. Potrebbe essere questa la dinamica della tragica morte di Giada Zanola. Sul tavolo del PM Giorgio Falcone, che coordina le indagini sul femminicidio della giovane mamma, sono arrivati i primi riscontri degli esami tossicologici eseguiti durante l'autopsia dal professor Claudio Terranova, che confermano che nel corpo di Giada sono state trovate tracce di uno psicofarmaco che induce sonnolenza e stordimento che nessun medico le aveva prescritto. Un dubbio che torturava Giada Zanola, che alle amiche nei mesi precedenti la sua morte aveva confidato i suoi sospetti: credo che Andrea mi avveleni. La scoperta potrebbe aggravare la posizione di Andrea Favero, il compagno della donna, in carcere con l'accusa di omicidio aggravato. Dopo una prima confessione agli agenti della Polizia Stradale di Padova, Andrea Favero al PM aveva detto di aver inseguito la compagna nel cuore della notte sul cavalcavia, di averla raggiunta e poi di non ricordare più nulla. Le telecamere della zona hanno ripreso l'auto di Favero arrivare sul cavalcavia, fare un'inversione a U, fermarsi per qualche minuto e poi ripartire. In quel lasso di tempo l'uomo avrebbe gettato il corpo della compagna, la mamma del loro bambino. Tesi i rapporti tra i due negli ultimi tempi. Giada Zanola voleva lasciarlo e rifarsi una vita con un nuovo compagno. Andrea Favero la fine del loro rapporto non l'aveva mai accettata. E continuiamo sempre con la cronaca dal bellunese. Rapina e tenta di estorcere denaro ad un minorenne in stazione a Belluno. Il GIP ha accolto la richiesta di misura cautelare nei confronti di un bellunese di 19 anni. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile del capoluogo. La squadra mobile della questura di Belluno ha chiuso le indagini avviate poco meno di 2 mesi fa dopo la denuncia di rapina ai danni di un 16enne bellunese accerchiato da un gruppetto di bulli che lo avevano fermato dapprima davanti all'atrio della stazione ferroviaria e poi spinto a forza nei bagni. Il giovane, minacciato di botte, era stato costretto a sfilarsi le sneakers che indossava, a consegnarle al capobranco e a tornare a casa scalzo, seppur in una giornata di pioggia. Nei giorni successivi all'episodio del 2 maggio scorso, lo stesso capo della banda bellunese di 19 anni aveva continuato a molestare il ragazzino con comportamenti vessatori. Con un messaggio inviato via WhatsApp, il 19enne aveva intimato alla vittima di consegnargli 50 euro, inventando gli fossero stati sottratti proprio dal ragazzino. D'intesa con gli inquirenti, all'appuntamento per la consegna del denaro si sono presentati i poliziotti. Il 19enne è stato accompagnato in questura e segnalato all'autorità giudiziaria. Accertati i fatti e la pericolosità del presunto responsabile, il magistrato ha chiesto al GIP l'emissione di misura cautelare che è stata eseguita dal personale della squadra mobile nella serata di martedì scorso. Ed ora apriamo la pagina politica, andiamo a Bassano. Gianni Zen e il gruppo è il momento, dice, sono pronti a lavorare per il bene della città. Al di là dell'esito dell'ultima tornata elettorale a Bassano, con la vittoria del neosindaco Nicola Finco, il gruppo È il Momento, che ha affiancato al ballottaggio il candidato Campagnolo, è tra quelli che hanno registrato un risultato decisamente importante. Volti giovani, ma soprattutto una gran voglia di lavorare per il bene della città, liberi da ogni condizionamento politico, come conferma Gianni Zen, che siederà nei banchi dell'opposizione assieme a Manuel Remonato e Giulia Moro. È stato riconosciuto come novità e soprattutto quella freschezza che noi abbiamo cercato di proporre sin dall'inizio. Cominceremo da subito a fare delle proposte in positivo. Quando abbiamo incontrato Nicola Finco e la sua delegazione nella consultazione prima dell'apparentamento, abbiamo fatto delle proposte e avremo anche la responsabilità di continuare a farle. Noi continuiamo in questo percorso in qualche modo di rinnovamento della politica, questo è ben presente, ne siamo ben consapevoli e sentiamo questa responsabilità.
Ed ora insomma torniamo invece a parlare di un'altra tragedia, quella del cittadino giapponese che è morto per essere caduto dopo un pugno che gli è stato sferrato al volto. Noi andiamo subito con la nostra Anna De Roberto che si trova a Conegliano per fare il punto delle indagini della situazione. Anna, buongiorno. Eccoci Daniela, buongiorno, in diretta dallo studio dell'avvocato Tiro Maccarone che gentilmente ci dedica un po' di tempo perché ieri ha incontrato i suoi assistiti in realtà, perché lei segue 2 delle 3 persone insomma, che si sono rese responsabili di questa aggressione, anche se è Samuele Battistella, il 20enne di Mareno, che ha sferrato il pugno, quello che poi potrebbe essere risultato fatale. Questo lo dirà l'autopsia che è in corso proprio in questo momento. Il giuramento del professore che poi fisserà il giorno, probabilmente già oggi, per l'autopsia. Quindi potrebbe essere già oggi. Oggi. Avvocato, lei ieri ha incontrato il suo assistito, 2 ore di chiacchierata, e le ha detto che vuole restare in carcere, così? Sì, esattamente. Il ragazzo che da subito ha avuto soltanto domande chiedendomi appunto della povera vittima, chi era, perché era Udine, che cosa faceva, e della sua famiglia, quindi cercando di capire quanto mediaticamente era coinvolta, in realtà proponendogli il fatto di poter provare a chiedere gli arresti domiciliari si è categoricamente rifiutato, dicendo appunto che non vuole dare un ulteriore peso alla sua famiglia, oltre ovviamente a tutto quello che da qualche giorno a questa parte è accaduto. Sì. E ricordiamo, Daniela, che nella sua famiglia c'è un papà carabiniere, ex carabiniere, un nonno insomma, che ha sempre frequentato il mondo del volontariato, una famiglia davvero ben vista nella comunità di Mareno di Piave. Lui dice resta in carcere anche perché è consapevole di aver fatto una cosa, lei diceva prima, più grande di lui forse. Sì, l'impressione che ho avuto io anche dalle sue parole, dai suoi ricordi frastagliati, è di una persona spaurita, diciamo in questa maniera, che non immaginava neanche lontanamente che potesse accadere una cosa di questo tipo. Mi ha detto: se potessi portare indietro le lancette dell'orologio lo farei, ma è consapevole che questo non può avvenire, e anche se non me l'ha detto esplicitamente, se verrà condannato, devo dire il se ovviamente, in quanto ancora tutte le carte non sono sul tavolo, diciamo in questa maniera, pagherà quello che dovrà pagare, sarà giusto che paghi. Ci sono delle immagini da visionare? Quali sono i prossimi passaggi ora, avvocato? Guardi, per avere il completo quadro istruttorio a questa difesa mancano le immagini delle telecamere della zona che sono state acquisite, probabilmente le avremo oggi, e ovviamente l'esito dell'autopsia, che ci vorrà un tempo tecnico prima che arrivi. Una volta che avremo questi due importantissimi elementi, a quel punto si valuterà. L'autopsia potrebbe chiarire se è stato quel colpo sferrato dal suo assistito, quello fatale, insomma quello a provocare la morte del Shinpei? Ma noi speriamo francamente di no, anche perché se la dinamica è quella descritta dal GIP nella sua ordinanza, un'ordinanza molto completa, molto precisa, molto dettagliata, sembra che il povero imprenditore Shinpei, perché per dirle i miei assistiti lo chiamano Shinpei, signor Shinpei, per la caduta, il trauma cranico dovuto alla caduta più che al pugno in sé, però ovviamente queste sono ipotesi che soltanto l'autopsia potrà chiarire. Tra le strade percorribili, avvocato, c'è anche quella della richiesta del rito abbreviato. È ancora troppo presto, dobbiamo avere tutto sotto mano e poi sulla base di tutto insieme ai ragazzi
farò presente se ci sono la possibilità di riti alternativi, anzi c'è la possibilità, se è conveniente o meno, andare in un rito alternativo. Daniela, l'avvocato non ha ancora incontrato la famiglia di Battistella, però potrebbe incontrarla insomma nei prossimi giorni. Nei prossimi giorni, perché io sono stato nominato direttamente dal carcere 48 ore fa, forse qualcosa in più, e quindi nei prossimi giorni sicuramente li incontrerò. Che persona si è trovata davanti ieri lei? Un ragazzo impaurito, scioccato, anche se diciamo c'è questo tentativo di coprire, di nascondere questa fragilità, diciamo in questa maniera, un ragazzo che è entrato in un qualcosa che non si aspettava assolutamente, non immaginava assolutamente, ma adesso dovrà vivere in questo mondo da grandi, diciamo così. Grazie, Anna, grazie all'avvocato Tino Maccarone. Daniele, Anna, se non hai altre domande noi restituiamo la linea. Anna, noi volevamo solo chiedere se c'era la possibilità di saperlo dall'avvocato che hai lì accanto, se i tre ragazzi avevano magari pensato di scrivere una lettera ai familiari di Tominaga, se avevano pensato insomma di anche in qualche modo comunque di chiedere scusa per quello che ha... Daniela da studio ci chiede, avvocato, se i ragazzi avevano immaginato di fare qualche gesto nei confronti della famiglia di Tominaga, scrivere una lettera, piuttosto che c'è qualche pensiero in questo senso secondo lei? È troppo presto, le sensazioni sono molto confuse, è ovvio che poi farla in questo momento potrebbe anche assumere una connotazione diversa nei confronti degli inquirenti, quindi la faranno quando se la sentiranno di farlo, che penso che sia la cosa migliore per preservare la veracità di ogni cosa. Posso dire che questo interesse che loro hanno dimostrato verso nessuno mi ha chiesto quanto tempo dovranno stare in carcere, che cosa rischiano, nessuno dei due mi ha chiesto una cosa simile, detto da una persona incriminata, mi creda, facendo questo lavoro da tanti anni, è una cosa molto particolare. Grazie. Grazie a lei. Daniela, noi restituiamo la linea qui. Grazie davvero Anna, grazie anche al tuo ospite, grazie all'avvocato. E noi insomma, l'avete sentito anche dall'avvocato, l'autopsia sul corpo proprio di Shinpei Tominaga dovrà chiarire le cause del decesso e probabilmente anche il destino degli imputati, in particolare proprio quello di Battistella che avrebbe sferrato il pugno. Intanto nella via dove è accaduto il fatto tanti hanno lasciato fiori e pensieri per l'imprenditore giapponese. Vediamo. È ancora forte lo shock per la perdita di Shinpei Tominaga e anche il giorno dopo il lutto cittadino. Per le strade del centro c'è l'atmosfera cupa della tragedia consumata nella nottata tra venerdì e sabato scorsi. L'umore è basso, in tanti hanno voluto partecipare al dolore della cittadinanza, stretta intorno a quello di una famiglia distrutta dal dolore e da una scomparsa in attesa difficile da spiegare. Un gesto eroico si legge in uno dei tanti bigliettini apparsi in via delle Pelliccerie nei dintorni di Buonissimo Kebab, dove il destino fatale si è abbattuto su Shinpei in veste di pugno sferrato da parte di Samuele Battistella. Tanti ricordi di chi ha voluto porre un pensiero, un mazzo di fiori, con tante richieste di un riconoscimento fattivo sulla scia di quanto chiesto da Salmè, una via da intitolargli, o addirittura chi propone di cambiare il nome della stessa via delle Pelliccerie in via Tominaga. Lo ha detto il critico cinematografico Placereani in un post condiviso da tantissimi su Facebook. Il cartello Giustizia per Tominaga campeggia in città ed è un simbolo a suo modo di vicinanza. Abbiamo parlato del pugno scagliato da Samuele Battistella, che adesso fa pendere sul capo dell'imputato il reato di omicidio preterintenzionale. Non volevo fargli del male, ha detto Battistella in una dichiarazione spontanea seppur sconsigliata dal suo legale. Ho tirato io il pugno, ma non pensavo potesse andare a finire così, segno di un pentimento che serve a poco a tragedia ormai avvenuta per una colpa che non esisteva, ovvero aver chiesto di smetterla di pestare Petrov, 31enne ucraino aggredito. Non ha risposto Daniele Wedam, afflitto, mentre la difesa chiede pene meno afflittive come i domiciliari. Lavorano quindi le difese come quella di
Abdallah Jouama, che vuole approfondire l'esame dei video ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Intanto è arrivato il conferimento dello svolgimento degli esami autoptici sul cadavere di Tominaga al medico legale Carlo Moreschi nella mattinata di venerdì 28 giugno per determinare se la morte sia sopraggiunta dopo le lesioni occorse per la caduta, ipotesi al momento più accreditata, o se sopraggiunta per la violenza del pugno, più difficile ma non da escludere. Solo dopo questi esami la famiglia riavrà la salma e potrà organizzare la cerimonia funebre. Al momento i 3 ragazzi del trevigiano restano in carcere, mentre non ci andranno i 2 ragazzi ucraini. Per Petrov è arrivato il divieto di dimora in regione, rigettata la misura cautelare per Boklac, difeso da Anna Casera, la cui unica colpa è stata cercare di difendere l'amico. Risvolti legali che non cancelleranno il dolore ma che risponderanno, si spera, alla voglia di giustizia che tutti hanno per Shinpei, che poteva voltarsi dall'altra parte ma che non l'ha fatto, pagando il prezzo più caro di tutti per un senso di altruismo e pura umanità. Ed ora ci spostiamo a Padova ed esattamente a Cittadella, con furti e danneggiamenti proprio in pieno centro, nel cuore del comune. È fermato un 27enne del luogo. Serata movimentata ieri sera in centro storico e sulle rive di Cittadella. Sono stati molti, infatti, a notare un giovane in evidente stato d'agitazione danneggiare vetrine in centro storico e a segnalarlo ai carabinieri, che sono intervenuti per individuare e fermare un 27enne già noto alle forze dell'ordine, che poco prima aveva sfondato la vetrina di una libreria e ci si era introdotto rubando 400 euro di fondo cassa. Gli uomini dell'arma hanno quindi ricostruito la serata del fermato, riscontrando che l'uomo aveva danneggiato serrande e porte d'ingresso, ma aveva anche rubato un borsello in un centro estetico e tentato un furto in un salone di bellezza. Aveva anche tentato un terzo furto in un negozio d'abbigliamento. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato. Ed ora torniamo a parlare della tragedia del Natisone, dove hanno perso la vita, lo sapete, insomma, 3 giovanissimi, 3 ragazzi. Commozione ma anche disperazione nella cerimonia funebre con rito ortodosso per Christian Kasian Molnar, il terzo ragazzo morto proprio nelle acque del Natisone, ritrovato qualche giorno fa. La sofferenza di Radu, fratello di Christian, travolto e ucciso dalla piena del Natisone, è inconsolabile dal momento dell'ingresso della bara e durante tutto il momento di preghiera con cui la comunità romena in Friuli ha voluto dare l'ultimo saluto al connazionale. La cerimonia è stata officiata da 4 sacerdoti, tra cui il decano del Triveneto, padre Florin, che hanno provato a calmare con parole di fede il povero Radu, parole come queste. C'è un nesso tra la vicenda consumatasi tra le acque di un fiume in piena e la storia di un ragazzo che, pur potendosi salvare, ha preferito rimanere, anzi ritornare con le sue amiche e condividere con loro la speranza della salvezza. Questo gesto di amore non è esso stesso fonte di beatitudine? Gesù ci ha detto: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. C'era anche la famiglia di Patrizia Cormos, che la sofferenza dell'ultimo saluto l'ha vissuta qualche settimana prima di Radu. Mamma Michaela l'ha abbracciato più volte. Chi gli offriva una sedia, chi un sostegno. Più volte gli hanno chiesto di sedersi, ma non ha mai mollato il fratello. È rimasto abbracciato alla bara fino alla fine, senza che nulla potesse consolarlo, provato dagli ultimi 28 giorni di sofferenza disumana, dalla piena del Natisone al ritrovamento del corpo di Christian. Gli siamo stati vicini, ci ha raccontato uno dei sacerdoti. In 28 giorni non è mai rimasto solo e non lo lasceremo. L'ultimo abbraccio di Patrizia, Bianca e Christian è diventato l'abbraccio della comunità romena. E lasciamo per un momento la cronaca e parliamo di operatori turistici e sportivi della Val Brenta che sono preoccupati per il progetto di una diga a favore di una centrale idroelettrica.
È una spada di Damocle che da decenni incombe sulla Val Brenta. Risale ormai a 30 anni fa, 1995, la richiesta della ditta Crestani Claudio di Bassano del Grappa di realizzare una diga in località Pian dei Zocchi, località San Nazario. Lo scopo era intercettare una parte del corso del fiume Brenta per alimentare una centrale idroelettrica tramite un canale di derivazione. Porterebbe via un tratto di fiume, ma soprattutto anche l'imbarco e le possibilità di manovra e di lavorare in sicurezza con i ragazzi su questo tratto. Nello stesso punto esisteva già una piccola centrale Enel dismessa a seguito delle alluvioni del 1966 e gli operatori del settore turistico e sportivo sono preoccupati. Noi siamo un po' sconcertati perché in questi anni abbiamo investito molti soldi per difenderci da questa centrale idroelettrica assieme alle varie associazioni, la Federazione Italiana Canoa che ha speso anche tempo e anche verifiche e relazioni per dimostrare il fatto che ci vuole un minimo di acqua, appunto questi 20 metri cubi, minimo 40 sarebbe ideale, ma 20 è il limite di sicurezza. Dall'attività svolta in questa parte del Brenta sono nati campioni che poi si sono messi al collo medaglie olimpiche come gli ori di Pierpaolo Ferrazzi a Barcellona nel 92 e Daniele Molmenti a Londra 2012. Per fare attività serve una portata minima tra i 20 e i 40 metri cubi al secondo che questa centrale strozzerebbe. Siamo un po' sconcertati perché non sentiamo tanto la regione soprattutto che ha in mano questo certificato di impatto ambientale. Siamo ancora qua che discutiamo, spendiamo soldi per niente, dovremmo concentrarci invece sullo sviluppo del nostro territorio e sulla messa in sicurezza. Stiamo ormai arrivando al fine settimana e questo è davvero il primo weekend da bollino rosso in autostrada, fino a 189.000 transiti al giorno. Con l'ultimo fine settimana di giugno entra nel vivo la prima parte della stagione estiva, quella caratterizzata dai bollini rossi in autostrada. Nella sola giornata di sabato 29 giugno sono attesi tra i 181.000 e i 189.000 transiti domenica, tra i 174.000 e i 182.000 passaggi di mezzi lungo la rete autostradale Alto Adriatico, previsioni dettate dai numeri che hanno caratterizzato lo stesso fine settimana del 2023, 178.000 transiti sabato 1 luglio e 177.000 domenica 2, riviste al rialzo per effetto del trend registrato nel weekend del 22-23 giugno. Dunque rafforzate tutte le forze ovviamente in campo da parte della società, soprattutto del personale su strada. Saranno le località di mare del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e delle coste slovene e croate le destinazioni principali dei turisti, a dimostrazione che l'autostrada A4 si conferma principale direttrice delle vacanze e così si prevede nell'arco delle 24 ore di sabato 29 giugno il passaggio in uscita dall'autostrada di circa 27.000 mezzi alla Tisana, 19.000 a Liserte, 11.000 a Villesse e a San Donà. Dunque ovviamente sempre l'appello della Polizia Stradale è quella di prestare la massima attenzione alla guida, soprattutto in questo momento quando ovviamente la viabilità e il traffico è davvero importante. E parliamo sempre di turismo, di vacanze, però lo facciamo a Belluno, dove sono sempre più frequenti i casi di soccorso in montagna proprio per escursionisti che vengono considerati impreparati. Noi non improvvisiamo il mantra del presidente regionale del soccorso alpino, Rodolfo Selenati. L'elisoccorso non è un taxi e la montagna non è Gardaland. I casi sempre più frequenti di soccorso in montagna a escursionisti, ma meglio sarebbe definirli gitanti improvvisati, sono sempre più frequenti. Il presidente regionale del soccorso alpino e speleologico Rodolfo Selenati: ci sono regole che vanno rispettate. Le regole sono sempre quelle, l'importante è andare attrezzati. Attrezzati vuol dire un minimo di equipaggiamento, le scarpe innanzitutto. Le scarpe appunto, perché le sneaker calzate
passate da una coppia di escursionisti bloccati in mezzo alla neve non più tardi di qualche settimana fa non fanno parte dell'equipaggiamento da montagna. Ancora in quota c'è parecchia neve, quindi non si va in scarpette da ginnastica e quindi bisogna andare attrezzati, oltre le scarpe, poi l'equipaggiamento idoneo, insomma anche magari i ramponcini, diciamo, no? Perché magari la mattina presto in quota può essere che ci sia ancora un po' di ghiaccio. E poi l'abbigliamento, quello da città, meglio lasciarlo nei cassetti e prediligere indumenti tecnici. Nei negozi sportivi se ne trovano a iosa e per tutte le tasche. Non dimenticarsi mai neppure di mettere nello zaino una giacca pesante e una mantellina impermeabile. Soprattutto bisogna pianificare bene l'escursione. Questo vuol dire prendere una cartina. Ne abbiamo un libro di escursioni, ce n'è quante ne vuoi, online o in edicola, e quindi bisogna pianificare l'escursione. È buona cosa partire di mattina presto e a quest'ora essere già a casa. Queste sono le piccole regole fondamentali che secondo me vanno eseguite. Preparazione e buonsenso sopra ogni cosa, ricordandosi che dopo Vaia la morfologia della montagna è cambiata. Abbiamo già fatto vari interventi di notte per escursionisti che chiaramente non avevano pianificato l'escursione, ecco. Cioè un'escursione da 6-7 ore, bisogna partire alle 6 di mattina. Da ultimo, e certo non per importanza, il rispetto per la montagna e per i volontari del soccorso alpino, veri e propri angeli in terra. Ricordiamoci che tutti noi abbiamo una famiglia a casa, ecco, e abbiamo già avuto purtroppo dei volontari su cui piangere, ecco. Quindi evitiamo questo e invito tutti alle regole. Ed ora una notizia di servizio proprio per quanto riguarda il traffico e le code, per chi si trova a transitare sulla strada regionale 308 del Santo per lavori di asfaltatura sarà chiuso fino alle 18. Il tratto che interessa il cavalcavia nel comune di Cadoneghe, a comunicarlo è Veneto Strade. Sul posto in mattinata si sono registrate lunghe code. Ed ora invece torniamo a parlare di cronaca da Venezia con le imbarcazioni turistiche a fuoco. Ci sono indagini in corso e ce ne parla la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria, buongiorno. Buongiorno a te Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Detto bene, le indagini sono ancora in corso per capire che cosa sia accaduto qui ieri sera poco dopo le 20:30 a Murano, nella zona del cantiere Scarpa, dove c'erano due houseboat, quelle imbarcazioni turistiche dotate di cucina, letti, proprio per poter vivere all'interno. Erano ormeggiate e hanno preso fuoco. Come potete immaginare, la paura è stata tantissima perché si è elevata immediatamente in cielo questa densissima colonna di fumo nero che era percepibile anche da alcuni punti di Venezia. Tra l'altro, secondo quanto hanno raccontato alcuni testimoni, l'odore poi era fortissimo, un odore acre di bruciato che si sentiva per tutta l'isola, ma appunto anche in alcuni punti di Venezia. Quindi a Venezia sia naturalmente si vedeva questa densa colonna di fumo nero che si sentiva l'odore acre. In pochissimo tempo sono giunti sul posto i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. I turisti che avevano a disposizione queste due imbarcazioni non erano a bordo, quindi non c'è stato nessun ferito, anzi ieri sera dopo che mentre le imbarcazioni stavano andando a fuoco loro erano lì fuori a guardarle, ovviamente da capire se fossero state prese a noleggio, se fossero proprio di proprietà. Si tratta di turisti tedeschi. Comunque le indagini sono in corso proprio per capire che cosa sia accaduto effettivamente e perché queste due imbarcazioni abbiano preso fuoco. Ora noi ci troviamo su un punto che si trova in linea d'aria dal cantiere Scarpa, però non c'è possibile accedere a piedi, ma si potrà solamente attraverso un'imbarcazione, perché ovviamente la zona è delimitata in un certo modo, non solo per l'incendio avvenuto ieri sera, ma proprio è così quotidianamente. Quindi abbiamo deciso di mostrarvi quello che si può vedere da qui in linea d'aria. Il cantiere ovviamente alle nostre spalle dietro lì. Le indagini sono comunque in corso, continueremo ad aggiornarvi se ci saranno ulteriori novità, proprio per capire che cosa sia accaduto ieri sera qui a Murano. Se non ci sono domande, Daniela, io restituisco la linea allo studio.
Grazie davvero Ilaria Marchiori, grazie e buon lavoro. Noi prima di andare in pubblicità la notizia, ve lo ricordate, l'ennesima purtroppo tragedia, l'ennesima tragedia sulla strada, in autostrada a Meolo, dove aveva perso la vita colpita dalla ruota posteriore di un tir che staccato si era finita sopra la macchina e che l'ha investita e uccisa. La 64enne austriaca Barbara Zirngast viaggiava in direzione Venezia ed era, dicevano, insomma, un'amica della laguna. Lei stava andando a trovare degli amici a Verona, legata all'Italia, alla nostra lingua, che per tanti anni ha insegnato in Austria, aveva molti amici in Veneto e forti legami con l'associazione Terra Antica di Favaro, Campalto. Era originaria di Nicolai, un comune austriaco nel distretto di Leibnitz, ed era un'amica di Ettore Ausilio, direttore delle scuole elementari di Favaro, che è scomparso un anno fa, molto vicina alla terra veneziana. Passava davvero molto tempo in questa zona, purtroppo una fatalità, e come vi abbiamo anche raccontato ieri, bisognerà capire ora se la procura deciderà di aprire un fascicolo per omicidio stradale nei confronti del camionista, ma ci sarà anche da capire se la ruota, lo pneumatico che si è staccato è stato per un problema proprio fortuito, oppure se c'era invece un problema tecnico proprio del mezzo. Dunque bisognerà attendere e capire che cosa è accaduto. Veramente comunque una fatalità, ci dicevano anche le comunità di Roncade e Meolo, e entrambe sotto shock per quanto è accaduto. Ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio per parlare ancora di cronaca, ma non solo. Ed eccoci tornati in studio. Ora andiamo a Padova per parlare del tram, delle problematiche, ovviamente dei disagi che ci sono per i lavori. Lo facciamo con l'assessore alla mobilità del Comune di Padova, Andrea Aragona. Buongiorno Assessore. Buongiorno. Partiamo dal punto di com'è il punto della situazione sui lavori. Stiamo lavorando in una decina di punti della città, e in particolare il punto più delicato forse è il ponte Omizzolo, che è quel ponte, diciamo, che sta nell'area di Boschetti, per chi non lo conoscesse, e essendo un ponte crea dei disagi, in quanto quando si chiude il ponte non è facile trovare alternative, perché in mezzo c'è un corso d'acqua e ovviamente l'alternativa sono solo altri ponti. Stiamo monitorando però in questi giorni, e devo dire che già ieri sera e anche stamattina abbiamo avuto conferma, la situazione è notevolmente migliorata, tornata pressoché, non dico alla normalità, ma si scorreva senza particolari problemi. Ecco, Assessore, ovviamente quando ci sono dei lavori i disagi sono, insomma, abbastanza scontati. Bisogna anche portare un po' di pazienza, Assessore. Beh, evidentemente quando si chiudono delle strade qualcosa cambia, perché altrimenti le strade non sarebbero servite. Però lo facciamo, è un'occasione anche di ridisegnare la città, rinnovarla. Viene rifatto l'asfalto nelle strade anche a fianco dove passa il tram, vengono sistemati dei sottoservizi, quindi tubature del gas e dell'acqua che molto vecchie, che potevano avere delle perdite o che si rompevano facilmente, quindi su cui ogni tanto bisognava comunque intervenire in emergenza. Vengono rifatti i marciapiedi, viene rifatta l'illuminazione, quindi ecco, insomma, il tram si riporta dietro tutta una serie di rinnovamento della città, al di là del singolo aspetto del trasporto pubblico. Ecco, lei prima parlava di punti che vengono monitorati maggiormente, a parte quelle del ponte, ce ne sono altri punti che vengono adesso controllati, punti un po' più critici? Ma oggi è questo, abbiamo anche un po' di criticità a Volta Barozzo, dovuto al fatto che lì si sta lavorando sia sulla piattaforma tranviaria ma anche sul
rifacimento dell'acquedotto. Il rifacimento dell'acquedotto però è un lavoro più breve che dovrebbe concludersi nelle prossime settimane, per cui per il resto dell'estate anche lì dovrebbe un po' migliorare la situazione. Questi forse sono gli aspetti un po' più critici. Abbiamo visto come ad esempio via Morgagni, cui metà tratto è pressoché concluso, non ha avuto particolari problematiche di traffico. Ecco, questo fra l'altro è un periodo abbastanza favorevole per i lavori, ci dovrebbe essere un po' meno traffico rispetto ovviamente ai periodi invernali. Sì, diciamo che più si va avanti, più diminuisce il traffico. Abbiamo ancora i volumi di traffico abbastanza elevati, però ovviamente meno che con l'apertura delle scuole. Si inizia adesso su quei cantieri che però hanno bisogno di 2 o 3 mesi per essere realizzati. Quelli un po' più impattanti ancora li concentreremo in agosto, dove magari lavorando anche su più turni per concentrarci solo nel mese dove veramente il traffico è pressoché azzerato. Però sicuramente adesso ce n'è meno, è il motivo per cui si parte adesso. Ecco, Assessore, abbiamo sentito nei giorni scorsi qualche diatriba, qualche polemica con i commercianti. Lei, loro preoccupati ovviamente, lei su questo che cosa risponde? Ma che in realtà, poi credo alcuni commercianti, perché in realtà altri commercianti invece ci ringraziano per il lavoro che facciamo. Credo che in realtà la peggiore pubblicità che si possa fare alla città è gridare alla prima occasione di città inaccessibile in una giornata in cui si è aperto un nuovo cantiere, c'è stata una forte pioggia e ci sono stati 3 incidenti. Quindi subito lanciare il messaggio che una città è inaccessibile, questo è un messaggio credo negativo per i commercianti stessi. Dare un messaggio invece che siamo la città che in Italia ha preso più fondi PNRR pro capite, che utilizza per rinnovarsi dal punto di vista del trasporto, dell'abitare, delle ciclabili, del verde. Ecco, questo credo che invece sia un messaggio che sia importante da dare nei confronti di chi vuole visitare e venire in città. Ovviamente, come quando facciamo una ristrutturazione a casa, prima ci sono i lavori ma poi la nostra casa è più bella, e credo che questo invece sia l'aspetto su cui si deve guardare. Ma del resto credo che la maggior parte delle persone la pensi così. A fronte di una città descritta da alcuni rappresentanti dei commercianti come una città inaccessibile, inarrivabile, io ho la fortuna di vedere tutti i giorni il centro storico è pieno ogni giorno di padovani, di turisti, di studenti, di attività che aprono, quindi rispetto a quello che viene descritto basta farsi un giro per le nostre piazze e vedere come la realtà è tutt'altro. Lei ha intenzione di incontrare qualche commerciante? Io incontro tutti quelli che mi chiedono un incontro, e anzi quando facciamo i cantieri andiamo spesso dai commercianti che insistono sulle vie per concordare con loro piccole modifiche che possono limitare i loro disagi. Ricordo inoltre che l'assessore Bressa ha diminuito alcune tasse per le attività che insistono lungo i lavori del tram. Giusto per far capire, sì, ci sono disagi, sì, ci sono le critiche, non mancano mai ovviamente quando ci sono dei lavori in corso, però dobbiamo anche sottolineare quali sono poi i vantaggi di un'opera come questa una volta terminati e ultimati i lavori. Sì, si andrà nella linea di Volta Barozzo, da Volta Barozzo in stazione in circa un quarto d'ora. Ora voi pensate che in ospedale in 8-9 minuti, immaginatevi voi cosa succede magari una giornata d'inverno con la pioggia, quanto tempo ci si mette per arrivare da via Facciolati all'ospedale, cercare parcheggio e arrivare in stazione. Stiamo parlando di mezz'ora, 40 minuti, anche più in certe giornate d'inverno col freddo e con la pioggia. Invece no, col tram sarà sempre possibile parcheggiare al parcheggio scambiatore al di fuori della tangenziale, salire sul tram che avrà una frequenza come questa di circa 8 minuti e in pochi minuti arrivare
in ospedale e in stazione. Con la linea Smart andremo a servire anche tante altre aree della città, quindi sarà molto veloce muoversi in città, sostenibile, senza il dramma di cercare il parcheggio, di perdersi perché non è della città, insomma, come insegnano molte città all'estero, con un trasporto pubblico efficiente la qualità della vita migliora. Assessore, io la ringrazio davvero. Grazie a voi. Grazie e buon lavoro, Assessore. Salve. Noi andiamo avanti e torniamo a parlare di cronaca, ci spostiamo a Vicenza ed esattamente a Schio per una rapina, porto abusivo d'armi e lesioni, semina il panico un uomo per cui scatta il divieto di entrare nei locali della provincia di Vicenza. Schio scippa un portafoglio a un ventenne e fugge. Fermato da 2 conoscenti della vittima, si divincola e li morde. Era il 20 giugno quando il marocchino 47enne che vive a Schio viene arrestato per porto abusivo di armi, rapina impropria e lesioni personali. Lo straniero, con una lunga lista di precedenti, dal porto di oggetti atti ad offendere a lesioni, resistenza pubblico ufficiale, furto, maltrattamenti e appropriazione indebita, aveva eseguito lo scippo e perpetrato l'aggressione in una zona piena di locali aperti davanti a tanti avventori, suscitando forte allarme sociale. Per questo oggi scatta il Daspo Willy, è il questore di Vicenza a firmarlo. Il marocchino avrà quindi il divieto di accesso a tutti i locali pubblici della provincia di Vicenza per 2 anni. In caso di inosservanza è prevista la reclusione da 1 a 3 anni e una multa da 10.000 a 24.000 euro. E andiamo a Venezia perché continua costante e puntuale l'attività di contrasto alla microcriminalità da parte della Polizia Ferroviaria nei principali scali ferroviari di competenza e ovviamente a bordo dei convogli, in questo periodo particolarmente frequentati da turisti e da viaggiatori in transito. Nei primi 15 giorni del mese di giugno, infatti, gli operatori della Polfer negli uffici della provincia di Venezia hanno controllato oltre 3.000 persone, 620 invece i treni sui quali hanno effettuato il servizio di vigilanza. Ed ora andiamo invece a Padova con il via libera all'Identitalias in comune a Padova per i dipendenti in transizione di genere, l'iniziativa della Giunta che ha approvato il nuovo regolamento. Da oggi i dipendenti del Comune di Padova che stanno o vogliono affrontare una transizione di genere potranno scegliere con quale identità e nome figurare nei loro documenti e badge elettronici. La Giunta Comunale ha approvato nei giorni scorsi il nuovo regolamento sulle identità alias. Identità provvisoria ed elettiva scelta dai dipendenti che sono nel momento di transizione di genere. Questo per garantire in qualche modo la possibilità che loro si sentano più a loro agio possibile in questo momento, come dire, delicato delle loro vite, e potranno farne richiesta contattando il caposettore delle risorse umane. Verrà sottoscritto un accordo di riservatezza che possa garantire la confidenzialità della loro situazione, oltre che della loro identità e dei loro dati personali, e viene poi appunto scelta questa nuova identità che potrà essere utilizzata dal dipendente in tutto quello che è l'attività interna del Comune di Padova. Una svolta importante sul fronte dei diritti civili che serve a garantire maggiore serenità a chiunque voglia affrontare il percorso di transizione e che così potrà utilizzare l'identità che non si riferisce al genere di nascita ma a quello elettivo. L'alias consente alle persone di avere una vita più tranquilla, più serena e di non dover spiegare niente a nessuno delle proprie scelte. Il Comune di Padova ha oltre 1.800 dipendenti. Questa scelta dell'amministrazione e del settore risorse umane nasce dalla mozione presentata dalla consigliera del PD Etta Andreella sull'onda di quanto già attuato dall'Università di Padova e da altri comuni italiani. Crediamo però che questo sia in ogni caso un importante passo verso l'inclusione, che resta la priorità dell'amministrazione del Comune di Padova. L'inclusione si realizza in tanti modi e in tante forme, ma in primo luogo proprio nel posto di lavoro, e quindi è questo quello che intendiamo garantire ai nostri dipendenti. Ed ora una notizia di cronaca che vi leggiamo da Vicenza Today, che arriva ora. Aggredisce col coltello un finanziere, poi fugge in monopattino, arrestato per tentato omicidio.
Era ieri il 27 giugno un residente di origini marocchine è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver cercato di accoltellare un funzionario della Guardia di Finanza di Vicenza operativo presso la sezione mobile al momento dell'accaduto fuori servizio. Il fatto è avvenuto in serata ed ora di cena nei pressi di un locale poco distante dall'incrocio tra Viale Trieste e Via Quadri a Vicenza. L'aggressore inizialmente è fuggito in monopattino in direzione del centro, sarebbe stato bloccato poco dopo dagli agenti intervenuti in gran numero sul posto, operatori non solo delle Fiamme Gialle ma pure della Questura, nonché i vigili urbani. Queste almeno sono le primissime novità che trapelano proprio questa mattina dal comando della Polizia Locale di Via Soccorso. Sembra fra l'altro che l'aggressore, che si era pure sentito male, avesse ingerito ovuli di qualche sostanza stupefacente. Di contro non è ancora chiaro se il contatto con le forze dell'ordine sia avvenuto nell'ambito di un'azione di contrasto allo spaccio o a seguito dell'intervento degli agenti chiamati da alcuni astanti, da alcuni avventori del locale in cui si era registrata l'aggressione. Alcuni di questi, almeno stando a quanto raccolto dalle primissime testimonianze, avrebbero lamentato di essere stati minacciati con una spranga dalla stessa persona che lì a poco avrebbe poi aggredito il finanziere. Si tratta ovviamente di un quadro ancora frammentario. Ora tutto dovrà passare al vaglio dell'autorità giudiziaria e, come vi avevo detto, insomma, questa persona che è stata fermata dalle forze dell'ordine è indagata per tentato omicidio proprio nei confronti di un finanziere. Ed ora andiamo a Padova con il blitz della polizia in un casolare abbandonato, espulsi 3 stranieri irregolari. Proseguono le operazioni antidegrado della polizia di Padova. Durante un controllo del territorio la volante è intervenuta in un casolare abbandonato in via della Navigazione interna. L'area era stata segnalata dai cittadini come un luogo di bivacco spesso utilizzato per lo spaccio di droga. Il cancello che chiude la zona infatti si apre facilmente, consentendo l'accesso al parcheggio e alla struttura abbandonata. Durante il blitz della polizia sono stati trovati 3 cittadini stranieri che avevano attrezzato lì il loro rifugio. 3 tunisini di 32, 23 e 19 anni, tutti senza fissa dimora e irregolari sul territorio, che dopo essere stati accompagnati in questura, visti i loro precedenti penali, sono stati espulsi e trasferiti nel centro per i rimpatri di Brindisi. Il 23enne e il 19enne avevano molti precedenti per spaccio di hashish ed eroina. Ed un grave incidente stradale è avvenuto ieri sera a Codevigo lungo la Romea. I vigili del fuoco sono intervenuti per un tamponamento tra 3 auto in località Conche che ha causato l'incendio di uno dei mezzi. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. La squadra dei vigili del fuoco, arrivata da Piove di Sacco, ha spento con la schiuma la Volkswagen Golf alimentata a gasolio, andata completamente distrutta. Sul posto i carabinieri per deviare il traffico ed eseguire i rilievi dell'incidente. Ed ora andiamo a Bassano perché il tempo ossario è stato chiuso ancora una volta. Ci risiamo, arriva l'estate, il periodo in cui a Bassano si concentra il maggior numero di turisti italiani e stranieri che approfittano di questo periodo per venire in città a scoprire le nostre bellezze e a scoprire la storia del nostro territorio. Ebbene, proprio in questo momento, quando la cartolina di Bassano può davvero fare il giro del mondo, noi ci ritroviamo ancora una volta, ancora un'estate, con le porte del Tempio Ossario chiuse. Un cartello e una scritta sbiadita: chiuso da lunedì 24 a venerdì 28 giugno. Nessuna spiegazione, ma semplicemente la certezza che anche stavolta a rimetterci sono e saranno i turisti e la città di Bassano. Il problema è lo stesso di sempre, che si ripete anno dopo anno. I nostri servizi del 2021, del 2022 e dell'anno scorso lo raccontano e attendono ancora risposte. E ancora una volta dunque torniamo a chiedere una soluzione, una proposta, una prospettiva che sia concreta, perché l'ultimo e forse unico accenno al problema del Tempio Ossario che la città ha sentito dall'ex sindaca Elena Pavan sono state le sue parole su una pronta soluzione. Parole, appunto.
Ed ora ci fermiamo ancora, qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio con altri servizi ed altra cronaca. Nuovamente in studio in diretta con Focus TG, ora una notizia da Treviso che continua a far discutere. Matteotti, cittadino onorario di Treviso come Mussolini, no alla revoca per il Duce. Nel corso del Consiglio Comunale del 27 giugno, voto unanime per l'onorificenza al parlamentare socialista assassinato dai fascisti, assenti 2 consiglieri di Fratelli d'Italia e leghista Riccardo Scottà, che era favorevole a cancellare la cittadinanza onoraria al dittatore. Notizie che ovviamente poi di cui parleremo ovviamente anche nel corso dei nostri telegiornali. Ed ora andiamo a Vicenza per parlare di strade piene di buche e toppe sull'asfalto e ciclabile sconnessa, i cittadini, Viale Trento pericolosa. Da motociclista è tremendo perché è pieno di buche, toppe e quindi bisogna stare molto attenti. Il problema è che passano anche tante macchine, per cui il rischio c'è. Una strada pericolosa? Una strada pericolosa, sì. Arteria trafficata, quella di Viale Trento, di cui i cittadini rilevano la pericolosità. Essendo un'arteria molto trafficata, negli anni ha creato parecchi problemi, soprattutto per quanto riguarda anzitutto gli attraversamenti pedonali, che spesso sono resi difficili dal traffico e quindi mettono in pericolo chi deve attraversare della strada. Quelle delle buche sulle strade è un problema abbastanza diffuso su tutto il territorio comunale, per cui è una cosa forse probabilmente causata anche dal gran numero di traffico che ormai c'è nella città e che quindi ovviamente, oltre anche alla situazione climatica che non aiuta sicuramente. A meno di mettere le toppe come si dovrebbe fare, no? Così che c'è il salto, che in pratica è ancora più pericoloso. Mettere divieti o leggi non serve, serve farli rispettare. Almeno che facciano i 50, no i 30, i 50 sarebbe già un bel risultato. A farsi portavoce dell'esigenza di riasfaltare e rendere l'arteria più sicura il comitato dell'Albera, che chiede inoltre delle strisce di attraversamento pedonali più evidenti e illuminate, oltre al controllo della velocità da parte delle pattuglie di polizia locale. Chiediamo che ci sia pattugliamento per evitare tutto questo e in più progettare e realizzare dei dossi per diminuire la velocità. Ma non solo la strada, nel mirino dei residenti anche la pista ciclabile, in alcuni punti sollevata dalle radici degli alberi. Non è una pista ciclabile, è proprio piena di buchi, di dossi, le radici degli alberi che continuano a sollevarla e questo è. E la strada? Beh, la strada non ne parliamo, piena di buche. Soprattutto la pista ciclabile, che è molto sconnessa e quindi non è molto facile da percorrere, soprattutto magari per persone più anziane. Il marciapiedi anche, pensando alle mamme con le carrozzine o le persone disabili che devono affrontare un terreno piuttosto sconnesso. Ed ora andiamo a Malo e torniamo a parlare anche del maltempo che ha colpito varie zone del Vicentino nei giorni scorsi, frane ed allagamenti, danni dopo il maltempo di maggio. Il sindaco di Malo scrive alla Premier: aspettiamo risposte sui ristori. Dissesti, frane, smottamenti, erosione dell'intera fascia arginale, esondazioni del Timonchio dell'Orolo che hanno provocato danni al territorio. Ma tra i danni provocati dalle 2 ondate di maltempo di maggio a Malo si conta anche il crollo dei 2 ponti, tra cui quello delle Galline travolto dalla piena. Danni ingenti al patrimonio pubblico e privato del territorio maladense che ammontano da una sommaria stima a 5 milioni di euro. Territorio che attende risposte sui ristori, cittadini che non sanno ancora se saranno indennizzati. Per questo il sindaco Moreno Marsetti ha scritto direttamente alla Premier Meloni, al Consiglio dei Ministri e ai vertici degli enti regionali e provinciali.
abbiamo scritto e sollecitato il Consiglio dei Ministri e il Presidente del Consiglio ad attivarsi quanto prima per dichiarare lo stato di emergenza nazionale, in modo da dare la possibilità a noi amministratori in prima linea di rispondere ai vari quesiti dei nostri concittadini, ma soprattutto di capire come intervenire nel patrimonio pubblico. Non solo, al presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, ha anche chiesto la convocazione di un tavolo fra i sindaci interessati, da Monte di Malo a Isola Vicentina, per discutere, approfondire il tema e affrontare l'emergenza. Questo gesto è diciamo così, un intervento che l'amministrazione ha voluto fare anche a nome degli altri comuni colpiti, in modo da sollecitare i nostri referenti a livello nazionale a darci le dovute risposte e le doverose risposte, in modo da poter rispondere a sua volta ai nostri concittadini. E prima abbiamo parlato con l'assessore Ragona dei lavori riguardanti il tram, e rimaniamo proprio a Padova, perché l'aumento dei costi non ferma i cantieri che la provincia di Padova ha messo in opera. Gli aumenti sono stati assorbiti grazie ad ulteriori finanziamenti ministeriali e fondi propri dell'ente. L'investimento è di oltre 45 milioni di euro, di questi un po' per far fronte agli aumenti, un po' perché avevamo già messo risorse nostre, mettiamo circa più di 4 milioni e mezzo, il resto arrivano dal PNRR. Nel caso specifico del selvatico c'è anche un significativo contributo da parte della Fondazione Cariparo con 2 milioni 250 mila, perché in quel caso, oltre che rifare una scuola, si va ad intervenire su un elemento architettonico di pregevole interesse, e quindi la Fondazione ha dato un contributo perché quello diventa anche un vero e proprio museo per la città. La provincia mette mano ai propri fondi per far fronte all'aumento dei costi delle materie prime per i progetti finanziati dal PNRR. Un piano di interventi che è passato da 34 a 45 milioni di euro. Le opere che l'ente ha messo in campo riguardano l'edilizia scolastica e riguardano molte scuole della provincia di Padova. Da Palazzo Santo Stefano garantiscono che il termine dei lavori sarà rispettato. Noi abbiamo bandito tutte le gare che erano relative al PNRR, in alcuni casi i cantieri sono già ben avviati. Il Selvatico, il Pietro d'Abano, l'ampliamento dell'Einstein a Piove di Sacco, la sistemazione del San Benedetto a Montagnana, sta partendo adesso a breve il miglioramento sismico del Meucci Fanoli a Cittadella. Questo anche a dire che gli interventi sono veramente in equidistanza, non solo per la città ma anche per tutta la provincia. Interveniamo su molti plessi, siamo soddisfatti di questo, abbiamo qualche piccolo problema in qualche cantiere ma che risolveremo, e l'obiettivo è quello di spendere bene queste risorse, di migliorare le nostre scuole, di farlo entro il termine stabilito, che è quello appunto della metà del 2026. La necessità di attingere al bilancio della provincia si è reso necessario visti gli aumenti delle materie prime. Non poteva che essere così, sottolinea il vicepresidente della provincia Daniele Cannella, vista l'importanza dei fondi del PNRR. Io credo che un grande risalto vada dato al lavoro dei collaboratori, del nostro personale dipendente, di tutti i nostri collaboratori esterni che ci hanno permesso di mettere a terra tutti questi milioni di euro di investimenti, in particolar modo sui nostri edifici scolastici. Devo anche per onor del vero citare chi si occupa delle gare, degli appalti, che quindi insomma dai tecnici, quindi fin dall'impostazione, la progettazione, l'appalto, chi segue i cantieri, insomma tutte le persone che sono circa una ventina a livello di struttura provinciale che si stanno occupando di questo e che ci stanno insomma permettendo di distinguerci in ambito appunto di gestione di queste risorse. Prima vi avevamo parlato di una situazione difficile e critica al carcere minorile di Treviso, dove un agente della polizia penitenziaria aveva sollevato alcune perplessità sulla difficoltà non solo ma anche dell'organico, del sottorganico che c'è nella struttura. E arriva adesso da Roma la notizia che dall'8 luglio prossimo 123 nuovi agenti, 53 donne e 70 uomini prenderanno servizio presso gli istituti per minorenni italiani a seguito proprio della conclusione del 183esimo corso allievi della polizia penitenziaria. 5 di questi andranno proprio a Treviso, saranno destinati proprio nella Marca. Dunque questa è la notizia, noi rimaniamo a Treviso perché ieri c'è stata
una cerimonia importante, una cerimonia toccante. Il colonnello Chiadroni passa il comando del 51esimo stormo caccia di Strana al colonnello Fabio De Luca. Ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa e personale civile, in nome del Capo dello Stato, da oggi riconoscerete il colonnello pilota Fabio De Luca quale comandante del 51esimo stormo. Passaggio di consegne della bandiera di guerra del 51esimo stormo nella base militare di Istrana. Il colonnello pilota Emanuele Chiadroni, dopo 2 anni di comando, cede il testimone al colonnello pilota Fabio De Luca. I 2 colonnelli si conoscono dai tempi dell'Accademia. Abbiamo fatto l'Accademia Aeronautica insieme nel lontano 1995, abbiamo preso strade diverse, io un corso di volo in Canada, lui negli Stati Uniti, ma siamo rimasti sempre in contatto. Ha fatto un lavoro straordinario e gli sono davvero molto grato perché mi cede un comando con uno stormo in straordinaria forma, capace di assolvere a tutti i compiti che l'aeronautica ci chiede di portare a termine. Il passaggio di consegna è stato presieduto dal generale di squadra aerea Luigi Del Bene, comandante della prima regione aerea del comando Forze da Combattimento. Durante la cerimonia il colonnello Chiadroni ha espresso la sua gratitudine per l'opportunità di aver guidato il 51esimo stormo caccia e ha annunciato il suo nuovo incarico presso lo Stato Maggiore Aeronautica. Alla cerimonia erano presenti numerose autorità civili e militari, tra cui i sindaci di Treviso, Mario Conte, Istrana, Maria Grazia Gasparini, Bassano del Grappa, Nicola Finco, oltre a tanti primi cittadini della Marca, con loro anche il prefetto Angelo Sidoti e il procuratore Marco Martani. La cerimonia è stata un momento di grande emozione e orgoglio per il 51esimo stormo caccia e per tutto il personale coinvolto. Sono delle emozioni molto forti, ritengo che sia un privilegio straordinario. Il 51esimo stormo ha dato prova negli anni di essere un'assoluta eccellenza dell'aeronautica militare e quindi essere qui alla guida di questi uomini e donne straordinari è veramente un privilegio incredibile. Il colonnello De Luca sarà ora responsabile delle attività istituzionali del reparto. Il 51esimo stormo caccia, dotato di velivoli Eurofighter, svolge un ruolo cruciale nella difesa aerea nazionale e nel servizio di Quick Reaction Alert della NATO. Oltre al supporto alle forze di superficie, il reparto è impegnato in operazioni di attacco e ricognizione. Il compito primario è sicuramente quello della difesa aerea e degli spazi euroatlantici e poi ci sono dei compiti secondari di assistenza che in qualche modo concorrono a quelli che sono tutti i compiti istituzionali dell'aeronautica militare. E con questo è davvero tutto. Io vi ringrazio davvero per averci seguito. L'appuntamento ovviamente per domani. Grazie e arrivederci.